Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Jesolo! Mamma mia che bravi, bravi! Benvenuti qui questa sera. Stasera abbiamo una grande orchestra, come sapete, un'orchestra che ci farà divertire tutta la serata. Diciamo, e poi 2 volte i Rudigini in Piazza Manzoni, non ci posso credere! Siete contenti? Anche noi moltissimo, moltissimo. Rino, hai dimenticato una cosa nella presentazione. Cosa? Hai detto i grandi, i Rudigini, ti sei dimenticato grossi. Vabbè, allora, posso far parte anch'io dei Rudigini allora. Va bene, loro quest'anno hanno aperto le porte qui in Piazza Manzoni alla musica e diciamo che hanno portato anche fortuna perché abbiamo avuto delle bellissime serate, dei bellissimi gruppi, di bravissimi gruppi che ci hanno fatto divertire tutti quanti. Ma stasera ragazzi, stasera spacchiamo tutto Più o meno. con i Rudigini, un bel applauso. Grazie, buona serata a voi. Grazie a tutti. Solo. Vai. Solo. Conti sotto il sole, ma che caldo fa. La laguna dalla strada Ed il mare più in là. file di ombrelloni, pronti pedalò, un WhatsApp per te, vieni o no, siamo qui dove sei, è un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo, è un'altra estate che va, noi siamo qui ma manchi tu, tra azzurro e onde tutti qua, bruciano gli amori, quanto cielo c'è, e ti fa girare la testa, Una slaio più in là. bello odor di sale, occhi mare blu, Radio FM, suonano le canzoni per noi. Vai. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui ma manchi tu, tra azzurro e onde tutti qua. La spiaggia già la vedo. Aspetta, sto arrivando. Ice by night, E poi sarò con te. L'amore tutto il sole. Lo grida tutto il mondo. ti chiedo di t-shirt e I love you. È l'ora dello spritz. La gente sta ballando. Amore, sto arrivando. Sono qua. Yeah, 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 solo. Le mani Jesolo. Yeah, 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 solo. Sei. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, non siamo qui eppure tu, tra azzurro e onde tutti qua. Tra azzurro e onde tutti qua. Yeah, yeah, solo e sotto il sole siamo qua. Benvenuto a tutti a Jesolo da parte dei Rudigini. Grazie. Tutto a posto? Grazie. Voglio sentire un urlo! Ci siamo. Lo sapete che per Francesco l'urlo è la sua carica e la sua linfa vitale. Lui quando sente l'urlo è come se No, avesse... no, è che sono abituato alle urla, quindi, capite, quindi Cominciamo subito bene. altrimenti non mi sento a Vabbè. mio agio. Scusa, devo fare una cosa, scusate. Avete visto com'è vestita Monica? Io vorrei un applauso per la nostra badante. Sì. Non si scherza! E poi c'è una cosa... No, lui ha sempre le tempistiche giuste. Sono andata dietro a spogliarmi, guardate com'è vestita. Cioè, proprio perfetto, bravo, bravo. Facciamo un applauso a Francesco. Grazie, mi Ai pagano. suoi tempi da uomo. Mi pagano per questo e poi stasera Eustorgio, stasera ho deciso
che parlerò male delle donne. Quindi Ma dai, che novità! Lo dice tutte le volte. se c'è qualcuna che si sente offesa, casa, perché stasera parleremo male di tutte le donne. Cioè, della serie, dicono uomo avvisato, questa sera Uomo, donna cioè avvisata. donna avvisata, mezza Sì, ma trombata. avete Cioè, presente... scusate. Avete presente... Non è i Rai lei. Ma no. È un nostro carissimo amico che dopo mette le immagini belle su No, YouTube. pensavo fosse la Rai con tutta sta baradandi. Per fare le cose di qualità ci vuole l'ambaradan di Mi qualità. scusi, ma quando fa l'amore si mette tutta quella cosa lì addosso, cioè tutta quell'impalcatura lì. No, perché magari mi incomincio ad aggiornarmi sulla faccenda. Tu lascia stare che vabbè, sugli aggiornamenti non sei tanto pratico. No, ma perché siete maliziosi? Iniziamo bene la guerra qui, Boh. Vabbè. Custogio. Vabbè, non avete capito. Sì. No, scusa. Già sei vestita da Belfagor. Ve lo Ma ricordate? perché Belfagor era vestito così? Perché Come più o meno? chi ha più di 40 anni alzi la mano. Avete mai visto Belfagor con Jules Greco? È vero o no? Era questa famosa attrice, vero, francese, era vestita così. A parte le scarpe. Bonsoir, messieurs, mesdames, je suis... Comunque parleremo dopo di queste cose, adesso arriva la musica. Accontentiamo subito tutte le richieste che avete fatto da Finché la barca va a Mi sono innamorato di mia moglie. Scusate, io vorrei sapere chi ha fatto le richieste. Siamo pronti? No, per sapere. Eccola qua, dai Monica che cantiamo. Via. Siamo pronti? Questa canzone Eternità. era una canzone della Vanoni, la zia di Monica. E anche dei Camaleonti, i cugini dei Rodigini. Stare qui al sapore dell'eternità, dopo avere amato te. Io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò, oh no, perché tu sorridi. Un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia Chiuse. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua, accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò, e quando avrà bisogno io ci sarò, ad asciugare le sue lacrime. Grazie. resta qui, primo fiore dell'eternità, dopo avere amato te. Sul soffitto passa un angelo per me. Non ti sveglierò, oh no, perché tu sorridi. Un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia Chiuse. Eternità, spalanca le tue braccia,
bello. Grazie amici, Va grazie. bene il volume? Rino ha detto ok, Dove sei Rino? è in fondo. Se lo dice Rino allora siamo a posto. Prego. Buonasera. 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 No, io volevo sapere, visto che mi sembra che nonostante siano i primi di settembre ci sia ancora parecchio Movimento. vero Eustorgio, cosa dici? Non è male. Sì. Ti dirò, l'estate- qualcuno sarà arrivato anche per l'occasione, per vedere Francesco, scusa perché sennò dopo... per vedere Francesco. Mi sta vedi? Ad esempio io vedo qua Mi sta due amici- spunciando, è vero o no? E dopo dicono che mi sta No, io ad spunciando. esempio vedo che ci sono due amici che arrivano dal Trentino. Sono qui, sono venuti 4 giorni per la serata dei Rodegini, grazie. Vedi? Facciamo un I applauso agli amici del Rodegini fanno Trentino. muovere l'economia di Jesolo. Perfetto. Sì, che bello. No, benvenuti, buone vacanze. E poi Fate naturalmente- i bravi perché poi ce lo dicono, perché noi... E cosa vuoi che facciano? Al limite disturbano un po' di notte quando fanno l'amore in letto, perché loro col Trentino vanno e fanno quelle cose. Fanno lo yodel non, mentre... non sono come la gente di mare che al limite fa clock, clock, clock. Come? Hai mai camminato? No, ragazza, Hai mai camminato sulla battigia? Fai. Loro se tu invece- che pesi 200 kg farai così. Io Tanto faccio no. clic, clic. Click clock, e appunto, e allora viene fuori click clock, mentre loro fanno io la ai di la. Vabbè, Le caprette ti fanno già. sì, più che le caprette in altra roba, sempre più o meno sempre una bestia, ma... Chiedo scusa perché mi tormenta tutta la sera. Perché sembra che ce le prepariamo, ma vengono proprio così naturali, proprio siamo non- proprio messi male di nostro. Non sono le caprette, sono sempre degli Sempre della famiglia, Della insomma. famiglia, ma senza corna, quindi non so. Vabbè, Perché le capre... sì, è vero. dopo te lo spiego cos'è. Siamo pronti? Questa no, adesso No, torniamo a adesso fare. esatto. Facciamo una presentazione seria adesso. Poi passa perché... di qua perché non... lui rovescio. No, volevo fare una presentazione seria perché questa sera noi cercheremo veramente di farvi stare bene, di farvi ridere, ci metteremo in gioco con tante belle canzoni, però vogliamo farvi dimenticare tante brutte cose che sono successe in questo periodo, ma senza tralasciare il fatto che durante questo Lockdown. In questo periodo abbiamo imparato delle parole bellissime. Smart working. Lockdown. si vede di andare giù dal palco, che dopo andiamo in pronto soccorso più che altro. Aiuto. No, a parte gli scherzi, ritorniamo seri. Non vogliamo però dimenticarci tutti i momenti che abbiamo passato chiusi in casa, e una delle colonne sonore che è stata praticamente più Dobbiamo finire a mezzanotte? sì, Cioè, più, prima. più gettonata durante questa quarantena, questo periodo di clausura forzata, è proprio questa canzone qui, vero Storgio? Rinascerò. Proviamo a fare così con le mani? Che sia di buon auspicio. Rinascerò, rinascerai quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle
speranza che sto virus se ne vada. Sicuramente se ne andrà. Ma certo, ma certo. Cosa dici, Eustozio? Se ne andrà? Deve andarsene, eh? Con tutti quelli che lo mandano andrà da qualche altra parte. Vabbè. E dopo dicono che sono io che parlo male, eh? Cioè, attenzione. Beh, adesso però arriva una canzone una canzone, questa qua la facciamo? Certo. È una canzone di Lucio Battisti, erano gli anni 70, verso la fine degli anni 70. Lucio Battisti scriveva una canzone con Mogol bellissima. Noi l'abbiamo presa, l'abbiamo arrangiata alla nostra maniera. La dedichiamo a tutti voi con un bacio, anche senza mascherina. E fa così. Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, un anno di più, stessa strada, stessa porta. Scusa se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore. Solo credevo di volare, non volo. Credevo che l'azzurro dei tuoi occhi per me fosse sempre il cielo, non è. Fosse sempre il cielo, non è. Posso stringerti le mani Come sono fredde e tu tremi. No, non sto sbagliando, mi ami. dimmi che è vero, Assieme a noi. dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, Siamo stati mai lontani. dimmi che è vero, Oggi è già domani. dimmi che è vero, dimmi che è vero. Scusa, credevo proprio che fossi solo. No, c'è Credevo non ci fosse nessuno con te. Scusami tanto se puoi. Signore, chiedo scusa anche a lei. Ma io ero proprio fuori di me, io ero proprio fuori di me, quando dicevo posso stringerti le mani, Come sono fredde tu tremi. No, non sto sbagliando, mi assieme. dimmi che è vero, 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 Siamo stati mai lontani. dimmi che è vero, Oggi è già domani. Pronti? dimmi che è vero. Iro di CD. Fiori rosa, fiori di pesco, la versione firmata Rodigini. Grazie. Ho visto dei signori cantare come non mai, eh? Non ne fanno più di canzoni così belle, vero o no? Io lo dico sempre, Sì, no, ma l'abbiamo anche capito, per favore, mettiamo rispetto all'anzianità. È vero o no? Devo darle del lei? Facevano delle canzoni bellissime, ma facevano delle canzoni bellissime. Adesso fanno delle canzoni che non so più da che parte prenderle. Ti fai la Il barba. primo che gli dà ragione, vado via. Ah, volete che vado via? Vabbè. Ti fai la barba con una canzone di Emma Marrone e ti tagli un orecchio. È vero o no? Luca, Re maggiore. Questa è la storia. Sono passati 50 anni e ancora vi ricordate le parole cazzo? No, non fa così. No, te parti cazzo. Sono passati 50 anni e ancora vi ricordate come fa? Cantatemi la canzone che ha vinto Sanremo. Sono passati 2 mesi di lockdown. Sì, però adesso non volevo fare la canzone che ha vinto Sanremo. Volevo fare una prova.
Cosa, signor Niccolò, metta l'altro suono di tastiera, per favore. Mi interrompe che facciamo, sempre. che facciamo una prova e sentiamo se c'è qualcuno che riconosce questa. Ok. E allora questa canzone qui, aspetta, adesso la facciamo, aspetta. Questa canzone qui io la voglio dedicare soprattutto a tutti i bambini presenti prima che vadano a dormire. Sono stato bambino anch'io, cioè mica sono nato a 60 anni. Prego. No, appunto volevo dedicarla soprattutto ai bambini e soprattutto a tutte le persone anche internazionali, perché Ieso lo sappiamo che è multietnica, ospita amici da tutto il mondo, da tutte le parti dell'Europa, dell'Est, insomma dappertutto, e quindi se facciamo tutta la sera canzoni in italiano si annoiano, giusto? Sì, ma non devono rispondere quelli italiani. Risponderanno Non deve- quelli dell'Afghanistan. C'è qualcuno dell'Afghanistan? Non so. Scusate, alzino la mano gli italiani presenti. Io Storgio, tu sei italiano, alzi la mano. Poi alzino la mano i tedeschi. Deutschland. Deutschland. Jawohl. Della France. Della Francia in premier. Sì, Rino sei praticamente della Germania, Francia, tutto. Francia, eccola là. Parlez-vous England. français? No, metto. Someone, England, vedi. Welcome. Dal Giappone c'è qualcuno del Giappone? Cinesi, c'è qualche cinese? Sa stare perché hanno già fatto troppo casino. Dai, facciamo sta canzone, dai, così. Facciamo Pronti? un po' di allegria, dai, Pronti? ragazzi, pronti? They say, oh my God, I see you when you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I'm back to see you dance just one more time. Ooh, and I see you every time. Now I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I'm back to see you dance just one more time. Tocca a voi, so I say, whoa. I never seen anybody do things to do before. They say, move for me, hey. And when you're done, I'll take you to the dawn again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look him in my eyes.
And when you're done, I'll make you do it down again. So I say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. Oh, they say, move for me, move for me, move for me. Hey, hey. And when you're done, I'll make you do it down again. Oh, now, hey. Grazie. Thank you very much. Facciamo l'urlo per la Monica. Scusa, me lo meritavo dopo tutte le parolacce che prendo sempre per queste canzoni. No, io ho visto anche una signora che ha una certa età, che più o meno ha la mia età, che cantava anche lei Dance Me, Dance Me. Sì, sei l'unico che non la sa. Poi facciamo una prova. Nicolò, il ritornello. So I say, dance for me then. Oh, I never seen anybody do the things to do. Vabbè, basta. Basta. Facciamo un applauso per i bambini dell'asilo, eccoli qua. Per fortuna che ci sono io. Per fortuna. Oh, adesso arrivano le canzoni, quelle dal 19-20 fino... Prima della seconda guerra mondiale? No. Questa invece era una canzone datata, ma credo sia stata una delle più belle canzoni che la musica leggera italiana abbia partorito. Senti che parola ho detto? E faceva così. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, Non si può. ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Voglio un bel applauso per i Rudicini. Che belle queste canzoni. Ricordate il grande Fred Bongusto che durante le estati faceva innamorare le coppie. E poi l'inverno? Adesso c'è il dance smoking. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
Che bella questa canzone. Bella. Prego, prego Monica. Grazie. Mi Hai sono visto? distratto un po'. No, ma ti sei preso il tuo meritato applauso. Bravo, complimenti. Adesso invece, visto che prima hai nominato le canzoni di Sanremo e soprattutto la canzone che ha vinto, ho pensato di fare quella, cosa dici? Quella che ha vinto? Sì. La volevo fare io questa canzone qua, perché è una canzone da uomo e lei me l'ha ciulata. Si può Si dire? parla anche milanese adesso, perché... C'è qualcuno di Milano qui? Il Brambilla c'è? C'è di Milano? Di dove? Milano? Centro? Non voleva sapere l'indirizzo, viene a bere il caffè magari, non lo so. Perché... Milano centro. Giù da Milano trova la nebbia. Non c'è più la nebbia a Milano. Basta. c'è qua stasera, guarda. Perfetto. Stasera... E allora questa canzone che volevo fare io me l'ha rubata Monica ed è un brano di Diodato dal titolo Fai Poco. rumore. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te, che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che ti ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te, che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale, e non ne voglio fare a meno, lavarai di quel bellissimo rumore che Grazie. Bravissima la nostra Monica. Grazie a tutti, grazie.
Grazie. Che gentili, grazie. Grazie di cuore. Peccato Grazie. che non l'ho cantata Grazie. io. No. La volevo fare a tutti i costi. Mi viene da piangere. E anche questa canzone volevo fare io e me l'ha portata via il nostro amico Ferdi. Questa canzone dal titolo Monica. Viceversa. Sempre Sanremo 2020. Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore c'è, qua siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un Con letto, le mani. un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplice pure complesso, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condizioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Ma si dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non è neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa, partigiani dentro il cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonare l'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro l'arroganza, è tutto l'universo chiuso in una stanza, e la mandanza dietro la mancanza, ti ama e basta. E l'abitudine nella sorpresa, e la vittoria troppo prima dell'attesa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo, per poterci dire che ti amo. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Viceversa, il nostro Ferdinando. Fermi amici, Ferdi. Eccolo qua. Bravo, bravo, bravo Ferdi. Salvatore, sei Sì, pronto? sì, no, ma lo Salvatore lo sa, solo che lui è siciliano, quindi fa le cose con calma. Non lo so, che fretta c'hai? È vero, è vero. Non lo so. Vero Salvatore? No, io vado spesso a Milano. No, mi è venuta in mente una cosa. Io vado spesso a Milano. A Milano, se gli dici, allora, ci vediamo alle 5, alle 5 meno 2 minuti, c'è, la persona c'è. Se vai a Roma, gli dici, vediamo alle 5. Arrivano 5 e mezza, 6, 6 e mezza. Hai saltato un passaggio. Se dice Simone ci vediamo alle 5, No. arriva alle 5 e un quarto. Se uno della Sicilia ci vediamo alle 5,
domani. Il giorno dopo, sì. Le 5 del giorno dopo. Io una volta mi È trovavo, vero? io una volta mi trovavo a Siracusa, stavo aspettando il treno delle 7:15. Alle 7:16 è arrivato il treno. Ho detto, Casso, Dai! noi che parliamo sempre male dei ragazzi meridionali, ho detto, Fara, un minuto di cosa? Mi dite capostazione, è quello di ieri, sto treno qua. Non è quello di ieri. Voglio un applauso per Salvatore! Cazzo. È vero o no? Quello di ieri. Bene. Monica, cosa ci No, presenta? no, perché Salvatore, con calma, siamo sicuri che sei pronto? Sì, sì, bene. No, Andiamo. queste canzoni le vogliamo dedicare in modo particolare agli amici del ristorante Pizzeria Ridente, Sì. in modo particolare a una signora che ama questi brani, queste colonne sonore bellissime di Ennio Morricone. Questa sera ve le proponiamo sulle note della tromba del maestro Salvatore Formisano e fanno così. Vai Sal! Sulle mani!
È merito del Conte. Era un po' emozionato perché voleva prendere il treno delle 7:16. Il giorno prima però. Bene. Siete stanchi? Sì. Abbiamo appena iniziato. avuto il permesso di suonare fino alle 3. 2-3 quarti. Comunque volevo dire una cosa, io non ce l'ho, questa sera non volevo parlare male delle donne, è stata Monica che mi ha istigato. Prima siamo andati a mangiare una pizza. Gastone, non suggerire. Siamo andati a mangiare una pizza, no? E allora la cameriera mi ha detto cosa che pizza vuole? Ho detto una capriccio, una margherita e una birra. Ma ci credete che voleva la margherita? Cioè, Sì, ho mangiato una margherita. Allora arriva da lei, la cameriera, allora mi fa anche a me una margherita, poi ci mette 4 fettine di prosciutto, poi ci mette 4 carciofini messi, poi ci mette 5-6 olive, no? 2-3 cipolline. cioè, conosce proprio perfettamente i miei E la gusti. cameriera gli ha detto: ma scusi, allora vuole una capricciosa? Ho detto sì, non è che una capricciosa, è una stronza, non è che cioè, poteva dire la capricciosa subito. Voglio un applauso per. Ma cosa dite? Cosa? Sto scherzando. Brava Marita, brava. Vuole una Solidarietà ma allora femminile. è una per favore. capricciosa? Ho detto no, non è una capricciosa, è una stronza. Ma, No, ma non volevo parlare male delle donne. no, stai parlando male di me, non delle donne, perché è diverso. Cioè, non lo so. Scusate, qua c'è un po' di fans club Rodigini, fatevi sentire, mi arrabbio, Non so. Perché Ok che siete in castigo laggiù. in Perché fondo, noi però, abbiamo a che fare con le mogli, purtroppo o per fortuna non lo so. Ognuno fa questo sbaglio ogni tanto. C'è chi si sposa per 2 volte addirittura. perché ho Guarda, capito io proprio- prima ho visto una cosa bellissima, Francesco. Li Sì. vedi questi 2 bei signori qui in Quali? prima fila? Questi qua, la signora vestita di rosso, il signore che... Siete vedovi? Siete vedovi? Ma smettila! Che per ovvi motivi Covid sono distanziati da una sedia all'altra, anche se magari sono... E allora per congiungersi erano a manina, ma sai che bello? A manina e basta? Vabbè, insomma c'è qualcosa. Scusate una domanda impertinente, ma stanotte dormite a manina? C'è uno sul letto, uno sull'altro con la manina. No, vi dicevo, molte volte con la moglie arrivano i figli, no? E allora il bambino arriva a casa. Questa non è una barzelletta, è un fatto reale che è accaduto a mio cugino. E allora il boccia arriva a casa e dice: mamma, la maestra mi ha detto da dove deriviamo noi. E il papà, tu cosa dici mamma? Prima di chiedere, noi deriviamo da Adamo ed Eva, dal paradiso terrestre Adamo ed Eva. Perché mio papà dice che derivemo dalle scimmie. La famiglia ha detto papà è una roba, quella ha detto mamma è un'altra. Succede anche questo con le cose. È vero o no? Cioè ti mettono in guerra. Comunque io voglio... Quando succede una guerra fra marito e moglie, o fra morosi, fra amanti, fra compagni, Adesso il piange. adesso ci sono... Non so se voi siete abituati, sicuramente siete persone di mondo come Monica, e a volte capita di trovare qualcuno che ciao, come stai? Ciao Bellini, come stai? Tutto a posto, la moglie come sta? No, è morta, non c'è. Oppure non ce l'ho più, ce n'è un'altra. E succede a voi, sì o no? Ecco. Io però voglio dedicare una canzone a tutte quelle coppie un po' in crisi. Questa è una canzone seria. Prima di fare cantare Monica, Sì, scusate, perché mi ruba ti sempre... trovo le parole perché vedo Simone in difficoltà. Perché Monica mi ruba sempre il palco. Le canzoni che fa lei le volevo fare io, ma non me le fa fare. E allora questa invece è una canzone di Massimo Ranieri, è una canzone che di solito presenta nei teatri, e io questa sera la voglio dedicare a tutte quelle coppie un po' in crisi, con una canzone che fa così, La Vestaglia. E con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, i tuoi decisi no, e
quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia di restarmene da solo. Con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mai saputo dare, e contraddirmi per te, per te è un piacere, è diventato ormai una forma di dovere. E sai, io non sopporto più nemmeno la tua voce, avrei bisogno solamente di un po' di pace. Ed ogni notte tu ti arrendi sempre un po' più tardi, il desiderio che è di me fa parte dei ricordi, ed io vorrei parlarti e dirti tante cose, ma non trovo le parole, forse sono finite, e sopportarci, andare avanti a cosa serve quando tutto è insopportabile? Fino al momento di tornare a casa, e poi di nuovo un muro, poi ancora quel silenzio, tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia, poi tutto passa quando metti la vestaglia, ma quella donna che veniva con me sotto le stelle è qualcosa che mi è rimasto sulla pelle, ed anche adesso che tu sei così cambiata, io quella ragazzina non l'ho più dimenticata. Come sempre super il nostro Francesco. Grazie. Non si piange. Ho visto una signora piangere. Mamma mia, secondo me vai giù prima. Pronto. E a questo punto invece arriva lei, la nostra grande Monica. Sì, Bene. abbastanza. Con una canzone bellissima. Sì, questa è una canzone che fa parte un po' del mio mondo musicale. Chi mi conosce bene, l'ho detto anche altre volte, amo cantare i brani internazionali e credo anche di farli anche un po' meglio di quelli in italiano, forse, non lo so. E questa è una canzone che ho fatto per la prima volta dopo la quarantena proprio qui in Piazza Manzoni per la prima volta, e poi non l'ho più cantata. Questa sera voglio farmi di nuovo questo bellissimo regalo, spero, e
con il cuore che mi batte a 1000, vi presento questo brano che si intitola Never Enough. Grazie. I'm trying to hold my breath. Lady, stay this way. Can't let this moment end. You said of a dream, me getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause I live without you. All the shine of thousand spotlights, all the stars we see from the night sky, never be enough. Questa è la nostra grande Monica. Grazie, di cuore. Grazie. Grazie, veramente. Grazie. Grazie. Anche questa era una canzone che volevo cantare io. Ciao. Aiuto. E forse veniva meglio, bravo, è bravo. Ho anch'io il mio. È il tuo fans club. Ho il mio fans club. Invece io vorrei sentire ancora una volta per la nostra badante un grande applauso. È l'unica donna del nostro gruppo. Grazie. Ci sopporta e ci supporta. Grazie. No, è bello perché una volta che è finita e che è andato tutto bene. Puoi respirare. Sì, esatto, mi rilasso. Adesso per me il concerto è finito, basta. Buonanotte. E allora, visto che è finito per te, facciamo suonare i nostri ragazzi. Torniamo indietro negli anni, quando nel dopoguerra si cantava il tico tico. Ve lo ricordate il tico tico? Andavamo a ballare tico 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 tico. Questo è un arrangiamento pazzesco, curato da un grande arrangiatore italiano in collaborazione con Nicolò Fragonas e Simone Cuccarini. Eccoli qua, tutti per voi con questo tico tico freestyle. Tico tico bau bau, questo qua, mi raccomando. Ehi.
lo ricordavate questo brano qua? Avrà... Più o meno la tua età. Lo suonava Noè quando mandava su le bestie sull'arca. Tico 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 ti, tico tico no. tico tico tac, tac. Questa sera, mentre ci stavamo cambiando, è arrivato un amico. Abbiamo trovato un amico. Chi trova un amico trova un tesoro. Certo, anche perché lui ha una mamma bellissima che ci deve presentare e poi ha una trattoria ancora più bella dove dobbiamo andare a mangiare. Io vorrei un applauso per Luca Roncari! Eccolo qua! Come vedete anche lui una bella trattoria, ha comprato la maglietta a Yolanda di Savoia dove lo vendono con l'auguria già dentro. No, più che altro lui deve assaggiare tutti i piatti, giusto Luca? Quanti anni hai Luca? 25. Buonasera Jesolo, buonasera a tutti. Non è francese, è che gli manca un po' di Ah, smettila, calendario. maleducato! Gli voglio bene. No, perché la prima volta che l'ho sentito io mi ha detto ciao Francesco, come stai? Cazzo, questo qua è di Parigi. E poi ho scoperto che è di Vicenza. E a Vicenza cosa fanno? I magnagatti. E fa il baccalà vicentino, magnagatti alla vicentina. E questa sera cosa ci fai ascoltare? Questa sera, questa è una canzone che della Strana Società, era il 1974, poi nel 2000 e qualcosa, cosa fai qua? Sono pronta per sanificare. E poi nel 2000 e qualcosa i Rodigini hanno riproposto questa canzone e questa sera Luca Roncari, Per favore. Da che razza di... ma uno che si chiama Roncari, proprio la R gli deve mancare, gli poteva mancare la F, cazzo. Roncari, Luca Roncari, che gli voglio bene, facciamogli ancora un applauso, lo tormento ma Meno male. Che ogni tanto torni in qua. è come fosse mio figlio. E Luca Roncari ci presenta, devi sanificare il mio microfono. Devo sanificare, tu presenta, fai le tue cose che poi io sanifico. Vi canterà Nel giardino della Tamara, ve la ricordate? Nel giardino di Tamara io piango, e così fa così, perfetto, È quella, è quella. Beh, forse anche così. Ecco, perfetto. siamo a posto. Luca! Grazie ai Rodicini, grazie. Vai. Salici piangenti, rose gialle e nere, parlano d'amore tra di loro. Falsi giuramenti, gente senza nome, risa, fogli e pianti senza senso, ombre senza volto, tremano col vento, qui da tanto tempo manca il sole. Passano le ore, ma qui non esiste il tempo. Grido forte il nome, ma mi risponde il vento. Il vento nel giardino di Tamara io piango. Grazie Jesolo. Grazie a tutti voi.
è questa, viene da lontano, porterà la gioia nel mio cuore. Passano le ore, ma qui non esiste il tempo. Grido forte il nome, ma mi risponde il vento nel giardino di Tamara. Io piango, io piango. Eccolo qui Luca Roncari. Grazie. Passano le ore, ma qui non esiste il tempo. Grido forte il nome, ma mi risponde il vento nel giardino di Tamara. Io piango, io piango. Signori del giardino di Tamara con Luca Roncari. Grazie Jesolo, grazie Rodicini per l'ospitalità, grazie Francesco per l'invito e salutiamo anche il nostro agente teatrale Luciano Biscaro. È arrivato, Grazie. è arrivato Luciano Biscaro. Ciao Dima, benvenuti. Bene, un altro grande applauso al nostro amico Luca, che salutiamo, tanto lui rimane qua fino alla fine. Grazie Jesolo, ciao! Bravo Luca. Mi ha sanificato il microfono ancora una volta, non funzionerà più ormai. Sa da flit, vi ricordate il flit? Quando mia nonna andava sulle mosche con la pompetta. Una roba terribile. Bene. A questo punto, grazie al nostro amico Luca che ha un attimino decretato, ha spezzato il concerto in due parti. Sei stato proprio colui che ha spezzato e creato la seconda parte, perché adesso la seconda parte è quella che noi amiamo in modo particolare perché è la parte acustica. Qualcuno dice unplugged, alcuni dicono insomma suonata con le chitarre, con solamente le voci, ogni tanto qualche piccolo intervento dei nostri ragazzi. Insomma, una parte musicale un po' più semplice, un po' più nuda e cruda, con delle belle canzoni italiane e internazionali che hanno fatto la storia della musica. Dall'introduzione sento che i nostri ragazzi vogliono aprire questa parte acustica con un brano di Lucio Battisti, un brano bellissimo, un po' struggente, un po' intenso, però è una delle più belle canzoni che Battisti abbia mai scritto. Questa è la versione dei Rodicini di Io vivrò senza te. Che non si muore per amore, è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò.
se ritorni nella mente. Basta pensare che non ci sei e sto soffrendo inutilmente, perché so, sì lo so, so che tu non tornerai. Pronti? Senza io, senza te, sola continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, sì, io Grazie! Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Brava Monica! Bene, bravi ragazzi. Facciamo una prova del coro dei Rodicini. Facciamo un coretto, facciamo un po' di allegria, dai, pronti a muovere le gambe da seduti? Attenzione. Allora, noi di solito arrangiamo le canzoni con tanti cori, a volte siamo fuori un po' con la testa e ci divertiamo a fare queste cose così. Ba 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 bue, ba 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 ba. You got me rocking and rolling, rocking and really bad way. Ba 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 way. Went to dance, looking for a man, so bad way, so what a day, ba 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 ba. You got me rocking and rolling, rocking and really bad way. Ba 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 way. Ba 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 bue, Ba 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 ba. You got me rocking and rolling, rocking and really bad way. Ba 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 way. Went to dance, looking for a man, so bad way, so what a way, ba 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 ba. You got me rocking and rolling, rocking and really bad way. Ba 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 way. Money. ba 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 bue, Ba 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 ba. You got me rocking and rolling, rocking and really bad way. Ba 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 way. Yes! Thank you! Very much. Grazie. Grazie. Come avete intuito, questa sera stiamo un po' improvvisando la scaletta. stiamo bevendo un po' d'acqua che? No, sì, ho capito, ma stavo dicendo un'altra cosa. Questa non la so. La indovino con due. La indovino con due, anche con tre. Sì.
La scaletta la sta facendo Francesco Non è in vero. base agli accordi, No, quelli no, che non si è vero. ricorda. Paolo. Era il 1967, i Pooh cantavano una canzone bellissima e noi vogliamo sentire le vostre voci questa sera perché faceva così, era in Mi maggiore e faceva così. 3, 4. Pronti? Oh, piccola Katie, oh, piccola Katie, Piccola Katie, stanotte bruciato tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e nel tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte andava a vedere. Piccola Katie, oh, piccola Katie, piccola Katie, stanotte hai capito che accarezzandoti ti hanno tradito, che alle tue mani hai rubato il calore che si conquista in un'ora d'amore. E questo mattino di grigia foschia di colpo hai deciso di andartene via. Piccola Katie, vai, vai, piccola Katie, vai, 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 vai. C'è molto lontano un mondo strano, strano e fantastico. Là non è mai sera, la primavera dura una vita, ma trovarlo non potrò, è finita. C'è silenzio tra di noi, sì, qui nel silenzio dove nascondo l'anima mia per te. Qui in un momento si asciuga il pianto e tace il vento perché sei andata via in silenzio. E la colpa è stata mia, sì. In un momento si asciuga il pianto e tace il vento, ma se il fuoco tra di noi non si è spento, io con te ritornerò. Sì, con te. I Rodicini! Che belle queste canzoni. Grazie. Grazie. Ciao. Guarda. No, abbiamo tantissime canzoni da fare. E ne abbiamo talmente tante che non ci ricordiamo quali mancano. Ci date una mano? Allora, una canzone che invece volevo far ascoltare al pubblico questa sera è una canzone di Battisti e Mogolle che la cantava Mina. Brava! No. Tutti i giorni questa canzone qua
Non so se avete ascoltato la pubblicità. Che pubblicità Io è? vado in sclero ogni volta che parte. Non si pubblicità. dice la pubblicità di una nota. La pubblicità del Parmalat, ecco. Esatto, sì, vabbè. Ogni volta mi viene da Brava, brava, sono tanto brava. E noi invece vi facciamo ascoltare di Mina una canzone molto più bella di questa, che faceva così, si intitola Aspetta che i ragazzi non sono pronti perché bisogna anche dirgli che canzone facciamo. Ne facciamo una di Mina. Cosa devo mandargli? Un telegramma? Mi fanno incazzare. Biscar, mi fanno incazzare. Abbiamo il fuso orario di Salvatore da rispettare. Ne facciamo una di Mina. Facciamo una canzone di Mina. Qual è? Boh. Aspetta. Salvatore, sei pronto? Occhio. Diceva mio nonno. Se trova quello che ha inventato il lavoro e lo copa. Non so se vuoi la signora ha capito? Ecco, perfetto. Pronti? 1, 2. Amor mio, Amor mio, chi ti ha amato in questo mondo sono io, ma io, invece io sono stata troppo amata, a noi due, amor mio, che siamo poco insieme siamo un po' di più, ma tu sei tu, più qualcosa che ci arriva da lassù. Amor mio, amor mio, amor mio, amor mio, per amico c'è rimasto solo io. Ma lui lo sa e sorride, lui ci guarda e sorride. Amor mio, basto io, grandi braccia e grandi mani avrò per te, stretto al tuo seno freddo non avrà, no tu non tremerai, al riparo del mio amore. Guarda sul mare un gabbiano leggero che va, Buona, felice, sereno, paura non ha. guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, Tanto felice che sembra che sia il paradiso. amore, adesso tu ridi e il fuoco si accese. Amor mio, amor mio, amor mio, amor mio, per amico c'è rimasto solo io. Lui lo sa e sorride, lui ci guarda e sorride. Amor mio, basto io, na 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 no, tu non tremerai, non tremerai, amor Amor mio, grazie! Come siete gentili? Ciao! Grazie, 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 grazie. Adesso i rodigini
diventano leggermente più rock, diventano leggermente più grintosi. Ci trasferiamo nei grandissimi brani anni 70, un po' quel rock un po' progressivo. Un brano che vogliamo dedicare a Flavio, a tutto lo staff dell'Hotel Mara, a tutto lo staff del Consorzio Manzoni, perché sono loro che ci accolgono quando arriviamo e che rimangono con noi fino all'ultimo, quindi questo brano è per loro e non poteva mancare in questa serata, in modo particolare, le impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna o forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Verso me e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia e penso a te. Quanto verde tutto intorno ancora più in là, sembra quasi un mare. Pensiero volava, ho quasi paura che si perda. Resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, respiro la nebbia e penso a te. No, cosa sono? Adesso non lo so, sono un uomo in cerca di se stesso. Sono, adesso non lo so, sono solo il suono del mio passo e intanto il sole fra la nebbia filtra già, il giorno come sempre Facciamo un applauso in modo particolare per Massimiliano, il nostro batterista.
Abbiamo un batterista molto piccolo, molto magro, molto pieno di capelli. No, facciamo un altro grande applauso per questo super personaggio. Se la fa, se la dice. Perfetto. Allora amici, prima di ricambiare nuovamente atmosfera, vogliamo presentarvi un altro brano bellissimo, semi rock, semi qualcosa, insomma. Semo. No, dai. È un brano dei New Trolls, anzi è un adagio tratto Sì, dal perché- concerto grosso dei No, New perché i New Trolls. Trolls erano invidiosi della PFM che facevano queste Sì. cose. E allora, è vero, tu Eustogio, che sei uno storico di queste cose, allora i New Trolls hanno pensato di fare qualcosa di simile, ma l'hanno fatto in maniera più lenta. Oh, le sa tutte, veramente. Le sa tutte. Questo è un classico, si intitola L'Adagio ed è una delle più belle canzoni, delle più belle musiche. La musica è stata scritta da Bacalov e interpretata dai New Trolls e faceva così.
ragazzi, bravi. In questo brano qua vorrei un applauso forte per il flauto solista di Simone Cuccarini e la chitarra solista di Luca Beniamini. Grandi, veramente, bravi ragazzi. Queste sono canzoni veramente molto, molto belle, molto importanti, però non vi manca un po' il suono della fisarmonica, quello classico? Simone, prendi un attimo la fisa. Non vi manca magari, non so, una polchettina, un valzerino, qualcosa? No. Ci diamo un colpettino di polchetta, così facciamo un po' di ripassino, mi raccomando da seduti, però solo con le gambe o solo con le braccia. Dai, facciamo un pezzettino così di folklore, per fare un po' ritornare alla memoria dei nostri ballerini. Ma fate voi quello che volete, non si ricordano più. Oh, scusi! Solo le mani e le punte dei piedi di controllo, così, bravo. Adesso ci ho preso gusto, non fermiamo più. Una volta, quando eravamo più giovani e quando si pesava di meno, Simone si buttava per terra siamo in sol. Adesso andiamo tutti quanti in do. Così non sporchi neanche i pantaloni, non prendi neanche parole, guarda. Ci stai qua? Ti do una mano io. Hai rotto le braghe. Abbiamo scoperto che Simone Cuccarini ancora ce la fa. Bravo Simone, bravo. Bravo Simone. Stavo. Basta. Magari una un po' più tardi, magari anche sì. Ciao Gnocca. Gnocca è un complimento. Ciao classe. Cioè quando uno è della tua Adesso si mette a età, salutare uno per uno, perfetto. quando uno è della tua età si dice ciao classe, è vero? Quando uno invece vede una bella gnocca ci dice ciao Gnocca. Diciamo le cose come sono, è vero Storgio? Una volta, per esempio, senti che silenzio. Vabbè che fra poco iniziano le scuole, ma senti che una volta, per dire, che so, un bidello. Adesso, una volta si diceva bidello e adesso operatore scolastico, collaboratore. Sembra che abbia 2 lauree in ingegneria ed è un poro cane che fa appena la sua firma. Con tutto il rispetto per chi fa. Sei un maleducato e lo confermo. Chiedo scusa. Per esempio, se uno era un cieco, una volta era un cieco, e adesso invece è un videoleso.
Se uno era sordo, era un... Sordo. No, non puoi dire... Era sordo. Non puoi dire sordo, è un audio leso. Invece io e Simone siamo tirolesi adesso. Anche Luca, siamo tirolesi. Facciamo un applauso alla classe dei tirolesi, anche lei. Sal, tu come sei messo? No, no. Lui con calma, ma ce la fa, calma. con calma. Sì, siamo tirolesi tutti. Con calma. No. Se uno ha tempo, lui ce la fa, vero? Allora, Non parliamo poi di Ferdinando, mamma mia, con quelle guance lì rosse. Ferdinando è sotto scoa. Si diceva una volta sotto scoa. Si diceva sotto te, sì, sotto scoa. Vuoi vedere in castigo? Comunque, preside dalle sottoscoe, Monica vuole cantare una canzone. Io mi vergogno di questa canzone. No, ma vedi, ecco, vedi, non è giusto. Questa, io adesso devo spezzare una lancia perché quest'anno siamo stati, vabbè, ormai è inutile dirlo, un po' sfortunati perché non abbiamo potuto fare le nostre serate da ballo, non abbiamo potuto farvi divertire e ballare. E fatalità, quest'anno avevamo anche preparato tutti i tormentoni dell'estate, eravamo stati bravissimi perché avevamo avuto un po' più di tempo e abbiamo visto che durante la quarantena su Facebook, sulle piattaforme così dei social, Instagram e compagnia, spopolava questo ballo di gruppo in lingua africana. Allora io chiedo una cosa, signor Storgio, lei in rappresentanza un po' dei boss qui dello stabilimento, se io invitassi sul palco con la mascherina una persona disposta a ballarmi questa canzone, si può fare sul palco? Con la distanza Gli sociale. lasciamo tutta la distanza che vuole, noi stiamo indietro, c'è un volontario, una volontaria, bambino, adulto, mezza via, insomma, che vuole venire a provare a ballare Gerusalemme per dimostrare che è un ballo del momento. Luca, la sai tu? La sai? No. Mi fa piacere che No. è una canzone molto gettonata perché ha rotto le palle per un anno e adesso voglio un applauso per Non me che fatemi fare una brutta figura. la ballerò io sta a Gerusalemme. Già è cantata in africano, mi sta sulle cose. Chi è che la sa? La signora con la sciarpa bianca? No. Gerusalemme. No, perché non Marisa, la sai? No. io giustifico Tutti il fatto timidi, va. No, io giustifico il fatto che non hanno avuto tempo per impararla, no? E quindi Ma se hanno messo 500.000 video che fanno tutti così. sta buono perché hai una certa età. Già, perché non rompi il femore, dopo ti rompi il femore e dopo pronti? Allora facciamo No, lo stesso. allora non la facciamo. Facciamola Allora lo stesso, dai, canta lo stesso, portate pazienza, vuole fare Gerusalemme. Piscaro, una volta si cantava Lisa dagli occhi blu, adesso cantiamo Gerusalemme. In africano. Questa è già una bella roba. Jerusalema, ikayalami, ilondolose, ambenami, zunganishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondolose, ambenami, zunganishilana. Bawuyami, ayikolana, bubuzuami, awukolana, ilondolose, suhambenami, dabuyami, ayikolana. Vieni qua. Ilondolose, suhambenami. Da questa parte. Chi non lo sa, chi non lo sa, chi non
lana y lo sé su più o meno, ecco, facciamo un applauso alla ballerina. No, brava, come stai lì. Io sono un po' spaventata perché non andare proprio in bordo palco, per cortesia. Eccola. Gerusalemme, Ikayalami, Ilondo lo sé. Ecco. Sai giocare su... Vai a prenderla. Su Ganishilana, Gerusalemme, Ikayalami. Lo sé, appennami su Ganishilana, da Buoyami, Harikulana, Uzuami, basta, Harikulana, brava, lo sé, su Ganishilana, lo sé. Ci vuole il distanziamento. Non lo sé, su appennami. Non lo sé, non lo sé, non lo sé, su Ganishilana. Non lo sé. Non so se questo applauso sia per pietà, Perché sono persone educate, mi partono le mani. ma vi piace sta canzone qua? Fatemi vedere. Allora, Era meglio la ballerina. Lei vada a fare una visita dall'oculista domani subito. Scherzo. no, hai ragione. Scherzo. Hai ragione. Perché è proprio lì il segreto di questo brano, che c'è questo movimento sexy, no? Che fa confondere un attimo le idee, poi la canzone passa in secondo piano, giusto? È così. Ma secondo me- è una tecnica. Da questa parte, ragazzi, tutto bene? Voi che state guardando tutta la sera i profili bellissimi dei Rodigini. Perché cos'hai con i nostri profili, scusa? No, c'è anche il mio insieme ai vostri. Cioè, Perché abbiamo la panza? Uomo di panza, uomo di sostanza. E come voi dice- avete la protuberanza davanti, io ce l'ho un po' più indietro, ma siete protuberanze sono. Questa è la curva del benessere, è vero? Mio nonno diceva un uomo senza panza è come un cielo senza stelle. Ed è vero o no? Come È vero. A proposito, Perché io ho degli amici, aspetta Monica, ho degli amici che fanno 4 ore di palestra tutto il giorno, hanno la tartaruga ma il serpente è morto. Noi invece abbiamo ancora il serpente che si muove, la tartaruga si è rovesciata e fa fatica a girarsi. Ma è sempre una tartaruga, È sempre una tartaruga. È vero, quando Gas? parli di animali si amano tutti. Ciao. Andiamo tutti da Maga Magò. Sapete, no, a proposito di animali, vi racconto questa piccola storia. Scusa, cosa devi fare? Dopo, racconta. C'è tempo. Perché mi disturba? È vero che mi Sento un po' disturba? siciliana stasera. Mi disturba sempre. No, perché la settimana scorsa sono stato dal prete a confessarmi. C'è niente da ridere. Io sono un cristiano cattolico praticante e quindi ogni tanto vado a confessarmi, sto via 2 giorni da casa. Sto via 2 giorni. Ciao. Allora il prete mi ha raccontato questa piccola storiella che adesso vi racconto. E dovete sapere che Gesù Cristo era allergico al pelo di gatto, non so se lo sapete. Gesù Cristo era allergico al pelo di gatto e allora stava passeggiando in paradiso con San Pietro, stavano dicendo le loro litanie e a un certo punto vedono sto gatto che cammina per il paradiso. E allora Gesù Cristo dice: Casso, no, cioè no, Casso. San Pietro, c'è un gatto in paradiso.
Sai che mi dà fastidio? Ho l'orticaria, mi viene la tosse, l'asma bronchiale, sono allergico, ho fatto tutte le prove, sono allergico al pelo di gatto, mandalo via subito, non si può avere il gatto in paradiso. Casso. Anche lui ogni volta. Allora San Piero va vicino al gatto e fa: che silenzio, senti. Oh, ma cosa ci fai in paradiso tu qua? Ti abbiamo dato 7 vite per non rompere i coglioni qui e non venire in paradiso. Sì, ma vi dà 7 vite. Ma il cambio che maschi sa che aveva 8 rode. Voglio un bel applauso. No. Monica, cosa stai dicendo? Sì, allora, il signor Conte ti vuole un attimo, intanto io faccio questa cosa. Allora, con un giorno di ritardo, un giorno insomma non è neanche proprio male, tantissimi auguri di buon anniversario agli sposi Mara e Giulio! Auguri da parte di Andrea e tutta la compagnia, e ci aggreghiamo tutti quanti noi, per questa bellissima coppia. Mara, quanti anni sono? 47. Mi sta dicendo delle cose nelle orecchie la Monica? No, perché mi è venuta in mente una cosa. Mio zio, che era sposato da 67 anni, stava morendo, era sul letto di morte. Che bella storia. Insomma, non posso dire una parola che sta qua rompe i maroni. Allora, mio zio stava sul letto di morte, può succedere. Tutti i figli Una erano... volta succede. Una volta solo, una volta a testa. Era sul letto di morte. Tutti i figli erano in cucina che stavano, chi pregava, chi rideva, chi beveva, chi si faceva il caffè. E mia zia era vicino al letto che gli teneva la mano. Senti che silenzio. Gli teneva la mano. E a un certo punto sto mio zio che dice, che si chiamava Giulio fra l'altro, che adesso pensando che si chiamava Giulio, tenendogli la mano a mia zia, mi fa: Giulio, dimmi, Ada, sto per morire, sento che ormai mi manca poco, dimmi se almeno una volta, oppure quante volte mi hai tradito. Ma no, Giulio, cosa vuoi che te dica? Dimmelo, forse è l'ultimo giorno che sono a questo mondo. Dimmelo. E Mesia: Giulio te lo diria anche, ma se dopo non te mori. Voglio un applauso per mio zio Giulio. E se dopo non te mori. Io lo so. Monica, mi fai questa canzone? Scusate. Subito. Sì. Allora, no, appunto, Giulio e la Mara, ma quanti anni sono che siete sposati? 47? Bene, complimenti. C'è qualcuno che ha superato loro e è sposato da più anni? No, avevo visto di là che avevano alzato la mano. 50 il 10 di ottobre, bravi, evviva! Ma se... devo sanificarlo. Avete fatto 50 anni? Due ergastoli. Vi ha sposato il prete o il giudice? No, e allora noi questa sera abbiamo un amico della piazza Manzoni, un amico al quale vogliamo veramente bene, è un amico dei Rodesini da tanto tempo. Abbiamo scoperto che canta, che sa cantare, e l'abbiamo invitato qui su questo palco. Io direi di fare un applauso di incoraggiamento, perché non voleva cantare, poi fatelo pure l'applauso perché vi canterà 2 canzoni bellissime. Sei pronto? Siamo pronti? Ragazzi, partiamo con questa canzone. Eccolo qua, Monica, il grande Rino!
perché mi hai fatto innamorare e non mi hai detto che era un gioco. Sta arrivando il grande Rino. Cosa vale la mia vita se tu mi manchi a poco, perché mi hai dato le tue mani, se adesso dalle mie ti allontani, non so più ricominciare, perché mi hai fatto innamorare. Innamorarmi proprio di te, da tanta gente ho scelto te, cuore non hai, che donna sei, se adesso te ne vai, perché mi hai fatto innamorare e non mi hai detto che era un gioco. Cosa vale la mia vita se tu mi manchi a poco, perché mi hai dato le tue mani, se adesso dalle mie ti allontani, non so più ricominciare, perché tu mi hai fatto innamorare. Signori, eccolo qui il nostro grande amico Rino. Grazie, molto gentili, grazie. Io questa sera volevo dedicare una canzone a una persona che quest'anno ci ha fatto felici tutti quanti. Cominciando dalla spiaggia, ma tutti noi dello staff, cominciando dal nostro capo Flavio, facciamo un bel applauso, e a tutti i miei colleghi dello staff, che devo dire la verità, quest'anno abbiamo lavorato parecchio. Allora facciamo un bel applauso a tutti loro. Volevo cantare e dedicare una canzone al nostro presidente, che lui non sta mai fermo, ma non c'è questa sera, non c'è. Perché tutta la stagione che lui corre di qua, corre di là, un pacco di carte così dal mattino alla sera che deve firmare. Dovete sapere che si è preso una grossa responsabilità per fare questa grande festa. Allora facciamo un bel applauso al nostro presidente Amorino De Zotti e il vicepresidente Pasquale Storcio. E voglio dedicare una canzone lenta che rilascia un po', perché è difficile bloccare il presidente, perché è sempre di corsa. Volevo dedicare questa canzone, ma la dedichiamo lo stesso allo Storcio, va bene? Lo dedichiamo allo Storcio e a tutti quanti voi. Grazie. Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, non c'è più. Come le violette tu ritornerai, la primavera con te mi porterai,
avevi la mia vita fra le tue braccia, te ne sei andata rosso, te ne sei andata con dai sogni miei. Forse domani chissà tu piangerai, quando mio amore lo so tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole che tu ritornerai. Signori, un grande applauso per questo grande cantante melodico, il nostro amico Rino. Rifioriranno tante primavere, come le viole che tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole tu Grazie, molto gentili, troppo buoni, grazie. Un grande bel applauso ai Notigini. L'anno prossimo non 2 volte, ma 4 volte li facciamo venire qua. Vero Flavio? Sei d'accordo? Vabbè. Flavio non si può esprimere. Grazie ragazzi, buona serata, grazie. Un altro grandissimo applauso per il nostro amico Rino, che vogliamo nuovamente ringraziare pubblicamente, perché noi questo inverno, mi ricordo benissimo Giuliana, correggimi se sbaglio, era il 20 di febbraio, il giorno prima che scoppiasse tutto questo patatrac. Ed eravamo proprio ospiti dell'agriturismo Il Dosson, dovevamo fare questa bella serata alla Barzelletta. Siamo arrivati, perché noi siamo abituati a muoverci col pullman con le spie e i microfoni, senza tutti i cavi per far andare le cose da bravi professionisti. Certo. E il nostro amico Rino, che è un grande appassionato e a casa ha di tutto e di più, è corso a casa e ci ha salvato la serata portandoci tutto il necessario per poter utilizzare la nostra tecnologia. Perfetto. Li hai comprati i dischi dei Rodigini? Bravo, bravo, veramente. Perfetto. Un altro applauso. Manca pochissimo, manca pochissimo. Sì, ci perché siamo. sono quasi le 3. Ci siamo. Arriva lei, la nostra Monica, un successo di Liza Minelli. è un brano dal titolo New York. New York. New York. Sulle mani. Così. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. I'm longing to stray and step around the heart of it. New York, New York.
Grazie amici. Siamo Grazie. addirittura d'arrivo, ma non possono mancare. Monica. Gli ultimi due. No, se no ci picchiano stasera, Francesco. Cosa dice Storgio? Sì. Vanno bene 10 minuti? 5 minuti. 5 minuti perché... 5, dai, 5. Perché mi scappa Allora anche dai, la pronti, partiamo subito. Hai capito cosa ho detto? Perché Ho sentito. non mi ascolti mai. No, ho sentito. Non mi ascolti mai. Dai, prima che Francesco se la fa, partiamo, dai, via. Siamo pronti? È un successo dei Blues Brothers. Sulle mani così. E si va, cantiamo tutti assieme così. Coming to you on a dust road. Good darling, I got a truckload. And when you get it, you got something. So don't worry, 'cause I'm coming. I'm so mad. I'm so mad. I'm so mad. I'm so mad. Yeah. Well, got to love, and I'll put you in. Give you up, and be your only boyfriend. E arriva anche lei, Arita Franklin. Think about it. Think about what you're trying to do to me. Not your mind and let's set me free. Let's go back, the world way. I didn't even know you could have been too much more than taste. I know there's that to say, not to be degrees, but it don't take much time to see what you do to me. Think about what you're trying to do to me. Not your mind and let's set me free. Oh, freedom, 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 freedom. Hey, think about it. Think about it. They know you can rest down when you when I walk, but I was gonna change you that night. I think that this I know you think about what you're trying to do to me. That your body let's set me free. People walk down everything they name taste corn. I don't make how people lose my way, but that's the wrong know you're good. Think about what you're trying to do to me. That your body let's set me free. And now you need me, and I hardly do. But I hurry to, 'cause I'm not crazy. 'Cause you want me, what you got to do? What about, baby? Got to let you do now. Oh, freedom, 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 freedom.
Grazie Piazza Manzoni. Siamo Grazie, addirittura- facciamo l'ultima Stagio, proprio l'ultima, facciamo dolce così non disturbiamo nessuno e accontentiamo tutti. Sei sicura? Assolutamente sì, perché me l'hanno chiesta prima e mi ero dimenticata. Anche a me hanno chiesto una cosa prima. Cioè, quelli sono affari tuoi. Cioè. Posso chiederti anch'io qualcosa, visto che... Mi hanno chiesto una barzelletta sporca, ma io non la racconto, non la posso raccontare. No. La prossima volta, il prossimo anno, che sicuramente ci saremo. Ci saremo e sarà sicuramente... Li volete ancora Rodigini qui su questo palco, sì o no? Hanno detto di sì. Bene. Il prossimo anno senza mascherine, con il tanga, il prossimo anno. Senza distanziamento. Senza distanziamento. Senza distanziamento. Stagio, vuoi venire a salutare, a dire qualcosa? Torneremo a fidarci di noi e torneremo A rivedere le stelle. ad avere fiducia di Dio. Chissà che mette la testa a posto, perché mi pare... Mamma mia. Facciamo un applauso a Francesco che questa sera veramente si è impegnato per dirne... No, ho parlato male stasera, non ho detto niente di... È vero o no? Sono stato molto bravo. Guarda, è perché sono educato. Sono stato buono, non ho detto tante brutte parole, mi ero preparato un sacco di brutte robe da dirvi, ma sono stato bravo. Sì, sì. Volevo parlare male di Biscaro e invece non lo so. È arrivato, porca miseria. No. Allora, i ringraziamenti sono doverosi a questo punto. Ancora un ringraziamento a tutto il Consorzio Manzoni, tutto lo staff, tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile queste serate, e vi possiamo garantire che siete stati, non dico gli unici, ma tra i pochissimi in tutta Italia che hanno veramente cercato comunque in ogni caso di dare qualcosa di bello alla gente, ai turisti, alle persone che arrivano a Jesolo, che si vogliono divertire, vogliono trascorrere 2 ore in spensieratezza. Grazie veramente a Flavio, grazie ad Amorino, a Eustorgio, a tutta l'amministrazione comunale. Noi veramente speriamo, ce l'abbiamo messa tutta, lui poi in modo particolare, per farvi divertire e strappare qualche sorriso. E comunque... Poi dopo finisco, dai, No, io vorrei comunque che l'applauso più forte ve lo faceste a voi, perché siete stati veramente straordinari. Siete rimasti in silenzio, distanziati, educati. Grazie. Se questa è l'Italia, vivremo altri 100 anni così, bellissimi. Ma non con le mascherine, non con le mascherine. No, così sì, infatti. Mi raccomando. No, era sottointeso. Io per ultima cosa, prima di fare la canzone finale, vi chiederei veramente un altro grossissimo applauso per i nostri ragazzi, ovvero Salvatore, Simone, Nicolò, Massimiliano, Luca, Ferdinando, Francesco, La nostra badante, ladies and gentlemen, madame et messieurs, signore e signori, non si ricorda il nome. Dai. Mrs. Monica! Eccola qua. Grazie. Luciano, vuoi veramente, venire a grazie. dire 2 parole? Signore e signori. Quando si abbottona la giacca, ragazzi, sono pensieri. Sai che hai la camminata come Alberto Sordi? Sanifichiamo, aspetta, sanifichiamo. Dobbiamo sanificare il bussolotto qua. Sanifichiamo. Aspetta. Sempre il suo perché il mio è rossetto. No, scusa, aspetta, è sicuro? È No, c'è l'autan. scritto spray, detergente igienizzante con antibatterico. Ci ha messo l'autan. Top. I Dodicini è l'unico gruppo in Italia dove c'è la fusione perfetta fra le capacità musicali e le capacità canore. Quindi sono un insieme di armonica e bellezza. Pensate che io prima mi trovavo a Monastier a un grosso concerto dell'Orchestra Filarmonica di Diego Basso, dell'Orchestra Sinfonica di Diego Basso, dove c'era ospite Robby Facchinetti dei Pooh. E ha detto: ma perché vai via così presto? Aveva fatto 2 canzoni, voleva rimanessi lì ancora perché doveva fare altri interventi. E ho detto: devo andare a salutare un gruppo che ha qualcosa in comune con voi.
ossia la longevità. I Pooh sono stati i più longevi nella musica leggera, il gruppo che ha durato di più in Italia, hanno durato una cinquantina di anni, e i Rodigini è il gruppo più longevo nel campo della musica da ballo. E questa loro caratteristica li contraddistingue con tutti gli altri gruppi che ci sono in Italia che cercano di darsi da fare, però non so se arriveranno a questi traguardi. Comunque un complimento grandissimo a questi bravi ragazzi, a Francesco che oltre che essere un bravo musicista, un bravo cantante e anche comico. Pensate che ieri sera era a Lignano, era ospite di una manifestazione a Lignano dove c'erano parecchi comici che tentavano di far ridere e magari li hanno pagati anche molto. Qui questa sera avevamo conglobato nel gruppo un comico che non costava niente, era nel pacchetto. Se qualcuno ha un cappellino E da quello passeremo. che ho visto ha fatto ridere di più di quelli di ieri sera che erano anche professionisti. Vogliamo qui anche Pasquale Ustorgio che vuole salutare il pubblico che Vai con l'applauso! anche questa sera è venuto così interessato. Oramai avete detto tutto. Comunque, complimenti. Io volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di queste splendide feste. Pensate che solo qualche mese fa, non sono abituato, pensate solo qualche mese fa queste cose sembravano irraggiungibili. Ebbene, questa sera io credo che il pubblico qui presente porterà un bel ricordo di questa splendida serata. D'altra parte i Rodigini ne sono una garanzia. Grazie. Nelle difficoltà come quella che stiamo vivendo in questi momenti, in questo periodo, che supera questa difficoltà è soltanto la capacità unita alla volontà, e qui in questa piazza c'è stata tanta capacità e tanta volontà e quindi i risultati sono venuti fuori. È vero. Grazie ancora a questa grande organizzazione, alla volontà di Amorino De Zottis, presidente, al vicepresidente, a Flavio che è a capo di tutta l'organizzazione. Flavio, vieni qua anche tu stasera, dai, facci questo onore grande. E stasera abbiamo scoperto anche Rino, è stata una piacevolissima. Hai sentito? Mamma mia. Che bravo. Complimenti anche a lui. Vi siete divertiti? Vieni Rino! Vieni Rino, Beh, vieni Luca, se anche riesci Luca, a portare anche bravo Flavio, Luca. ah beh. Il Fai giovane regalo. Luca, un ragazzo molto giovane che ha ancora tanta strada da fare. Bene. Allora come salutiamo? Salutiamo con la canzone di Jesolo. Vai, salutiamo con la canzone di Jesolo, sì, direi Dai. che ci sta, salutiamo Certo. con Jesolo. Rimani con noi, dai, rimani qua con noi. Aspetta che c'è un microfono lì dietro, sotto. No, c'è un microfono. Adesso arriva. C'è un microfono anche per te, aspetta. Sì, non importa. C'è un altro là. Adesso arrivano i microfoni. Abbiamo più microfoni che soldi. Scusa. Aspetta, vado io. Un attimo che vado io No, a perché vedere. dovevamo finire un'ora fa, se ti vi date... Però, esatto. Pronti? Voi non la sapete una barzelletta? No, perché io non le so le barzellette. No, sì, volevo dire una cosa, Luciano. Basta. Io volevo dire una cosa. Io non è che sono un comico, è che ho studiato in seminario. Quindi... Volete che vi racconti una cosa bella? Sì o no? A Barzetta! Non posso... Ma io non lo devi chiedere a me se può. No, è una cosa, perché stasera quando sono arrivato una signora mi ha chiesto se potevo fare una cosa. È che io non la faccio da tantissimi anni sta cosa qua e quindi sono un po' preoccupato per la mia caponara, come si dice cioè, La memoria. la memoria. Memoria. La memoria, perché questa era una poesia che si studiava in seminario. Prima di prendere i voti si studiava questa poesia scritta
da Trilussa. Questa è una poesia scritta da Trilussa. Trilussa era un poeta romano, vero Luciano? Romano, Dima tu che sei romana, un poeta romano dei primi del Novecento, e scriveva le poesie popolari. Spero di ricordarmi le parole, se sbaglio portate pazienza, perché l'età è quella che ho. Si chiama Teresina da nostre parti. Proviamo, mi avvalgo di un sottofondo che mi fa Luca. Pronti? Silenzio per favore, perché già sono rincoglionito del mio. Era d'estate ed un piccolo uccelletto, ferito dallo sparo di un moschetto, andò per riparare l'ala offesa a finire all'interno di una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, mentre i fedeli stavano a sedere recitando sommessi le preghiere. Una donna vide l'uccelletto, lo prese e se lo mise dentro al petto, ma ad un tratto si sentì un pigolio, cip 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 cio. Qualcuno rise quel cantar di uccelli, ma il parroco seccato urlò: fratelli, chi ha l'uccello mi faccia il favore di lasciare la casa del Signore. Tutti i maschi, un po' sorpresi a tal parole, lenti e perplessi, alzarono le suole, ma il parroco lasciò il confessionale e fermi, disse, mi sono espresso male. Tornate indietro e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e con la corona in mano tutte le donne uscirono piano piano, ma mentre andavano fuori: ferme, gridò il prete, dove andate? Stolte che voi siete, restate qui che ognuno ascolti e sieda. Io mi rivolgo a chi l'uccello l'ha preso qui in chiesa. Obbedienti in quello stesso istante le monache si alzarono tutte chiante e col volto invaso dal rossore lasciarono la casa del Signore. Per tutti i santi, gridò il prete, sorelle, tornate indietro e state quiete. Convien finire, cari fratelli peccatori, l'equivoco e la serie degli errori. E esca solo chi è così villano a stare in chiesa con l'uccello in mano. Ben celata, in un angolo apartato, una ragazza col suo fidanzato. In una cappella laterale, poco ci mancò che si sentisse male e col volto di un pallore smorto guardò il moroso e disse: che ti dicevo, oltre a Biscaro e Eustorgio anche il prete se n'è accorto. Buonanotte a tutti. Signor Di Francesco, comunque volevo dire che facciamo la canzone. Posso dire che ho abbracciato Monica? Perché non l'hai tenuta più lunga, che la tenevo stretta stretta? infatti volevo dirvi che gli ho detto: mi raccomando, stringimi un po', non ero neanche buona a respirare. Va bene, d'accordo. Pronti? Dai che finiamo la Siamo grande. pronti, sulle mani tutti, chi non alza le mani non farà l'amore per 6 anni, così andiamo! Gran finale con i Rodicini. Yeah, 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 solo. Dai! Yeah, 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 solo. Notti sotto il sole, Ma che caldo fa! la laguna dalla strada ed il mare più in là. File di ombrelloni, pronti pedalò. Un WhatsApp per te, vieni o no, siamo qui dove sei. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la tribù, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui ma quanti tu, tra azzurro e
stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui ma manchi tu, tra azzurro e onde tutti qua. La spiaggia già la vedo, aspetta, sto arrivando. Eins, zwei, drei. E poi sarò con te, l'amore sotto il sole, lo grida tutto il mondo, te quiero, gli dice ben I love you. È l'ora dello spritz, la gente sta ballando, amore sto arrivando, sono qua. Yeah, 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 solo. Yeah, 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 solo. Come on. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui e pure tu, tra azzurro e onde tutti qua. Tra azzurro e onde tutti qua. Yeah, yeah, solo e sotto il sole siamo qua. Buonanotte a tutti, un grazie e un ciao dai Prodigini! Ciao! Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte, mi raccomando le mascherine, tutti in ordine, distanziati. Grazie. Grazie.